Sergio. Allora, oggi, dato che ieri abbiamo fatto diversi tipi di salse, abbiamo fatto un ragù alla coda di coltello, un ragù fatto per i bimbi che non vogliono essere macinato, non devono vedere nessuna erbina, nessuna non speziato troppo. Faremo dei gnocchi di ricotta che io li chiamo mignacole, gnocchi di ricotta che li faremo faremo un tipo al naturale, un tipo con del rosso dentro, metteremo del concentrato, e il tipo con spinaci e erbe, e vedrete che li faremo noi chef, di solito li facciamo con sac à poch, però è troppo scontato. Vi farà un sistema che vi piacerà molto. Ok, buona visione. Adesso vi darò le dosi delle cose. Mi ho messo 500 di uova, 200 di latte. Non è proprio un gnocco di ricotta questo, ragazzi. C'è un gnocco che c'ha anche base di ricotta. Abbiamo messo 500 di ricotta, un po' di sale magico, si può mettere anche un po' di noce moscata, però non mi arrisco a metterla perché se i miei nipotini la sentono dopo hanno un palato, non arrivano a sentire tutto. 50 grammi di farina di cereali, mettiamo 200 di farina normale, allora ci metterò anche 100 grammi di prodotto per purè, che è un addensante. E ancora un po' di 100 grammi di farina. E abbiamo già una bella consistenza. Di mettere l'addensante che per fare il purè o gnocchi, che farina di patate io le ho liofilizzate praticamente, è molto valido per non aumentare tanto la farina, insomma, no? Adesso farò 3 impasti, io voglio fare 3 colori di quando fate gli gnocchi di patate non trovate sempre, allora le ricette dico trova le patate vecchie, trova le patate così, trova le patate colà. Tu vai al negozio e dovrei fare degli gnocchi, avete patate vecchie? No, solo abbiamo quelle lì, abbiamo. Allora voi avevate deciso, avete già promesso ai vostri nipotini che facevate i gnocchi, cosa? Oggi non si fa i gnocchi? Invece si prende i gnocchi, le patate che ci sono, e tu ti prendi una bustina di polvere per fare, che sono degli addensanti per fare o purè, o addirittura c'è il sistema per fare i gnocchi che sarebbe delle patate liofilizzate per fare i gnocchi, e voi
eccolo lì, e addenserete senza far diventare i gnocchi duri, prendere aria, non serve, però a casa non abbiamo il tempo di cuocere magari il giorno prima le patate o a vapore, allora quel sistema lì voi avrete sempre parlando, mi sono dimenticato che maciniamo un momentino le erbe. Questo sarà il verde e quel prodotto lì che vi ho fatto vedere prima, di quel prodotto addensante, per non esagerare con le farine. Allora, questo qua vediamo, ecco, metteremo del pomodoro, del concentrato di pomodoro e faremo i gnocchi color rosso, che non verrà proprio rosso, ma ecco fatto. Abbiamo il verde, il rosso e il neutro. Io ho questa tavoletta qua, si può fare anche o un altro consistente, con ragù di coniglio è uno spettacolo. Questi qua sono. Mi hanno già detto che uno vuole i verdi, uno vuole i rossi, uno vuole i bianchi. Sono 3. Stanno studiando. Oggi hanno molti compiti. Sono fuori, abbiamo un tavolo fuori che stanno facendo i compiti. Nel frigorifero questi qua per 5-6 giorni non ci sono problemi. Per fare delle quantitative più piccole io vi ho fatto per farvi vedere, a parte che siamo in tanti noi qua. Ci sono anche i supermercati, non sacco posa anche più piccoli adesso hanno. Io li spingo a prendere certe cose. Cerco di andare via semplice perché ci sono molti miei colleghi che stanno cercando di fare delle ricette, però non arrivano a fare robe semplici, devono fare le polpette e dopo devono metterci questo, quell'altro, con la su, con la giù, e il formaggio di quello, il formaggio di quell'altro, e ci andrebbero bene un
po' di quello, un po' di quello. Chi ha casa? Allora, mi fermate qua. Benedetta, cosa dici tu? Ho fatto 2 tipi di gnocchi. Ti piacciono più quei piccolini o questi qua? Non so. Questi qua sono con la... Adesso ho fatto anche quei rossi, guarda che belli. Guarda, Io preferisco quelli piccoli questi qua. bianchi. Ci penso dopo. Benedetta, dimmi, no, dimmi adesso, perché i Perché telespettatori... poi li assaggiati, io non so quali mi piacciono. devo farli un po' di tutti? Vabbè, li assaggerò tutti. Vuoi assaggiarli tutti? Brava, così. Ma quei piccoli o quei più grandi? Non so questi qui. Questi qua, va bene. No, quegli altri. Questi più piccoli? Va bene, grazie del parere. Perché io ho dei gourmet qua che devo andare dietro certi canoni. Sono di un colore, vi fermate qua, se no andate avanti. Questo è un bel trucchetto, ragazzi. Il nome è dargli... Io lo chiamo ragù di coniglio per che si capisca un po' di più, ma lo chiamo io altri nomi che non voglio stare a dirvi adesso. Mi è sempre piaciuto fare i ragù di cinghiale, il ragù di capriolo, di cervo, i gnocchi al cervo, i gnocchi, può dirvi anche, poi col pesce anche, i ragù di pesce sono eccezionali anche quelli. Noi essendo qua un po' lontani dal mare siamo più, però abbiamo imparato a fare, dato che ho lavorato un po' tu a Domizia, appena che prende il bolle via. Volendo si possono anche congelare, però dato che si sta poco a fare non potete fare a mano con una frustina. Ecco, questo è gnocchetti a ragù di coniglio. E questi sono quelli con ragù tagliato a mano con la punta di coltello.